ai tempi del Covid-19 a Campobasso si sono giurati amore eterno questa mattina Antonietta e Hamza. Sentiamo il sindaco Roberto Gravina che ci parla anche di un conto corrente bancario dove poter effettuare versamenti, aiuti alle persone e alle partite IVA presenti sul territorio. Guardate. Tentativi di normalità al comune di Campobasso. Oggi 4 aprile abbiamo celebrato il matrimonio di Hamza e Antonietta, due giovanissimi sposi che insomma, seppur un matrimonio sui generis con le mascherine da parte sia dei nobendi che dei testimoni, comunque si verrà ricordato per essere stato celebrato nel periodo peggiore per quanto riguarda la socialità, però riteniamo che sia comunque un segnale per conservare un minimo di normalità. Volevo anche ricordare a tutti che il Comune di Campobasso ha attivato un conto corrente bancario dove effettuare versamenti. Si tratta appunto di aiuti che verranno destinati non solo evidentemente alle persone ma anche